Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Alfano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Beni per 12 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in 7 province di 6 regioni italiane in Albania con la collaborazione dell'Eurojust nell'ambito dell'inchiesta della DDA di Catania sul clan Scalisi, articolazione della famiglia Laudani. I due provvedimenti patrimoniali in materia di antimafia eseguiti dai militari delle Fiamme Gialle, del comando Etneo e dello Scico, un emesso dal GIP e l'altro dalla Procura, riguardano quote societarie e compendi aziendali del settore dei trasporti e della commercializzazione dei prodotti petroliferi riconducibili a imprenditori ritenuti legati alla cosca. I sequestri sono in corso a Catania, Roma, Milano, Novara, Udine, Varese e Verona, oltre che in Bulgaria. L'operazione, denominata Follow the Money Chew, trae origine dall'attività del nucleo della Guardia di Finanza di Catania, che lo scorso 10 febbraio, tra l'altro, avevano portato al sequestro di 1,9 milioni di euro in contanti. L'indagine, secondo la DDA, ha fatto luce sul riciclaggio di proventi illeciti dello storico boss Giuseppe Scarvallieri del clan Scalisi di Adrano, detenuto in regime di 41 bis attraverso attività imprenditoriali gestite dal nipote Salvatore Calcagno e dagli imprenditori Antonio Siverino e da suo figlio Francesco. Quest'ultimi a loro volta utilizzavano diversi prestanome per la costituzione di numerose società operanti sull'intero territorio nazionale. Il sequestro del GIP ha interessato 4 società, la Nuova Group SRLS e Express SRLS con sede a Catania, l'Immobiliare International SRLS a Verona, Petrol Group SRL a Colonio Monzese, validando il sequestro d'urgenza nei confronti di AB Logistica e Prima Logisti, sede a Catania, e Saiv International LDT a Sofia in Bulgaria. I due animatori del centro estivo di Gorizia, indagati per la morte di Stefano Borges, il tredicenne precipitato nel pozzo del parco Coronini-Kronberg lo scorso 22 luglio, non hanno avuto responsabilità per quanto accaduto. Lo ha stabilito il GIP del Tribunale di Gorizia, che ha archiviato le loro posizioni. Secondo il giudice, i due animatori si trovavano in una posizione adeguata rispetto al punto in cui si è consumata la tragedia e la zona in cui è stato posizionato il biglietto della caccia al tesoro da raggiungere da parte dei concorrenti non è stato giudicato imprudente. La procura goriziana, oltre ai due animatori del centro estivo, ha iscritto nel registro degli indagati altre 12 persone, tra cui l'intero curatorio della Fondazione Coronini-Kronberg, contando anche gli ex componenti rappresentanti di Regione e Soprintendenza ai beni culturali e architettonici del Friuli Venezia Giulia. Nelle prossime settimane si attende l'esito dell'autopsia e della perizia sul pozzo. Ulteriori indagini in corso. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.